I dati dello sciopero parlano molto chiaro. Solamente il 52% dei medici di base hanno partecipato allo sciopero indotto dalle sigle sindacali. Al di là della consueta guerra sui numeri, più alti secondo le sigle sindacali e più bassi secondo la regione, il capogruppo leghista a Palazzo Ferrofini Nicola Finco ha voluto ringraziare i medici di base che non hanno partecipato allo sciopero degli ultimi 2 giorni. Chi è medico è chiamato più di altri a dare risposte concrete e un servizio efficiente ai cittadini, riflette. Chi ha tenuto aperti gli ambulatori merita senz'altro il nostro grazie. Ricordiamoci che la priorità per noi sono i pazienti, questo deve essere un obiettivo principale anche per i medici, quindi mettiamo da parte le politiche strumentali, mettiamo da parte tutto ciò che in questi mesi ha creato delle divisioni e delle fratture. La Regione del Veneto ha le porte aperte, vuole ovviamente trovare una soluzione condivisa, adesso però la palla passa nelle mani dei medici. Se vogliono continuare a fare polemica, continuino pure, noi abbiamo un solo interesse che è la qualità del servizio da dare ai pazienti di questa Regione. Come Regione abbiamo sempre tenuto il tavolo delle trattative aperto, ricorda Finco. Siamo convinti che si possa trovare un'intesa nell'interesse di tutti, ma da parte delle sigle sindacali ci deve essere la volontà di tenere presenti innanzitutto le necessità dei pazienti, oltre a quelle della categoria dei medici.